A Tolmezzo ha presentato il secondo lotto della ciclovia Tolmezzo-Amaro, stazione della Carnia, Alpe Adria. All'evento hanno preso parte il presidente di Carnia Industrial Park, Gabriele Bano, la vicepresidente Laura Zanella, i sindaci di Amaro, Cristina Mainardis, e di Tolmezzo, Roberto Vicentini, insieme all'assessore regionale Barbara Zilli. I 2,9 milioni di euro destinati al progetto dalla Giunta regionale, assegnati direttamente al Consorzio Industriale, integrano i fondi già disponibili per la realizzazione del primo lotto, pari a 1,5 milioni di euro, e sbloccano un progetto condiviso con il Carnia Industrial Park per il potenziamento della rete ciclabile a favore dei lavoratori della zona industriale carnica. Infrastruttura molto attesa, per una infrastruttura che appunto collegherà la Carnia a tutto il resto della regione, con l'obiettivo che è quello di permettere non solo ai cicloturisti, che già in questa fase dell'anno si stanno numerosi riversando sui nostri territori provenendo da tanti altri paesi europei, ma anche a coloro i quali decidono di raggiungere il posto di lavoro attraverso la bicicletta. La conclusione dei lavori del primo lotto è prevista per gennaio 2026, quando grazie al finanziamento annunciato sarà avviato il secondo lotto dei lavori, con previsione di completamento per la primavera 2027. Con il primo lotto verrà completato il tratto che dalla rotonda di via Il Leggio a Tolmezzo raggiunge il Rio Confin nei pressi dell'ex polveriera di Pissebus per complessivi 2,5 km, mentre il secondo lotto si svilupperà per ulteriori 6,5 km fino all'imbocco del ponte ferroviario sul Fella, in comune di Amaro. Grazie al lavoro che è stato fatto anche con la sovrintendenza regionale abbiamo potuto garantire la realizzazione dell'opera e anche la conservazione dei binari stessi, per cui un invito a tutti a conoscere le meraviglie della Carnia utilizzando questa arteria essenziale, e buona pedalata a tutti.